tutti amici di Matto Scacco, eccoci qui di nuovo per fare qualche partita e commentarla. Allora, quando io ho conosciuto il sito di Matto Scacco ero parecchio perplesso da questa apertura che adesso vi mostrerò, questa apertura che in tanti chiamano 300, non l'ho mai giocata, in realtà è un qualcosa di molto, molto goliardico, senz'altro divertente da vedere e senz'altro molto più curioso vedersela giocare. Ok, allora l'impianto che sto facendo è, come vedete, ho mosso tanti pedoni, quindi l'idea più che altro è cercare di far andare i pedoni avversari in avanti, così come effettivamente il mio avversario ha fatto, per poi portare io stesso i miei pedoni in avanti. Quando il bianco attacca, il bianco spinge, poi il nero deve essere lì pronto a reagire in controgioco, una sorta di catenaccio all'italiana, non so, facendo un paragone con un'altra disciplina. Ok, a questo punto il mio avversario, come vi dicevo, ha spinto il D5, io ho chiuso il gioco. L'idea dell'apertura, che poi è molto simile a un'apertura molto più nota, tipo la difesa estindiana, è quella di fare F5. F5 perché a fianco il pedone più avanzato mi preparo a un'ulteriore spinta e donna di 2 mi fa intuire che lui voglia roccare lungo. Vediamo un po' come andrà. Intanto F5 la faccio, in caso di cattura riprendo di cavallo nel tentativo di prendere la coppia degli alfieri. Lui non ha catturato e allora io continuo il mio sviluppo. Solitamente il giocatore è molto dinamico, aggressivo con il bianco in questo tipo di posizioni. Cosa cercherà mai di fare? Cercherà di spingere il pedone H e attaccare il prima possibile, come se non ci fosse un domani, cercare di creare complicazioni all'avversario. La minaccia da parte sua è questo fastidioso doppio, lo neutralizzo, mi aspetto B4 che effettivamente rimuove il difensore, però su B4 questa intermedia che anch'io voglio rimuovere l'attaccante, quindi lui rimuove me, io rimuovo lui. Qui c'è stato un errore di mouse e purtroppo per lui il cavallo è andato perso. Vediamo se dovesse sportivamente abbandonare, ok, lancio la rivincita. Vediamo un po', altrimenti faremo un'altra partita. Vediamo quindi, inizio un'altra partita, provo un po' come prima, stessa apertura che ho giocato prima, quindi provo a muovere tutti i pedoni magari per creare un po' di confusione nei confronti del mio avversario e poi impostare il gioco. Ok, questa qui è una sorta di difesa 300 contro un 2300, chiaramente elo virtuale, però solitamente diciamo che su questa piattaforma di Lichess l'elo virtuale non è poi tanto diverso dall'elo reale. I miei pedoni sono tanti, sono esteticamente molto belli, però in realtà sono debolissimi. In particolar modo il pedone 6 è il punto più debole, quindi mi aspetto che lui prima o poi mi faccia alfiere H3, cavallo F4, D5, tutte mosse che controllano questa casa E6. Vediamo cosa potrei fare. Intanto mettiamo un alfiere in B7, perché no? E alfiere B7 completo un po' lo sviluppo, dopodiché devo riorganizzare al meglio i miei pezzi. Non è così facile. C'è una variante del gioco che si chiama Fischer Random, non so se qualcuno di voi la conosce, o comunque Scacchi 960, dove la posizione iniziale è una posizione in cui i pezzi della prima traversa si invertono di posizione e poi si inizia a giocare. E giocare in modo squilibrato, non da squilibrati, ma in modo squilibrato come questo tipo di posizioni, mi ricorda tanto quella variante del gioco. Allora, lui mi ha offerto un pedone, io l'ho accettato e a questo punto cerco di prendere un po' di spazio. Le semplificazioni mi aiuterebbero, così come anche la chiusura della posizione. Immagino che se io giocassi F5 e lui giocasse E5 potrei essere soddisfatto della posizione, ma lui non è costretto a chiudere, quindi faccio torre B8, mosse di attesa, prima o poi magari metterò un alfiere in A6 per togliere pezzi dalla scacchiera. Intanto la torre in B8 lì svolge il suo ruolo attivo perché guarda il pedone B2. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Vediamo se ci sono delle minacce concrete. Lui vuole fare donna H6, donna H6 minaccia qualcosa? No. Cavallo H6 minaccia qualcosa? Sì, perché questa torre è un po' in trappola. Intanto facciamo alfiere per E2, donna per H6 effettivamente non minacciava nulla, pedone per H5 potrei essere un po' ingordo. Vediamo un po' che succede, perché io voglio mangiare anche questo cavallo. Come vedete ho portato i pedoni verso l'esterno. Dimenticate questa partita, un po' come quando guardate il wrestling in TV, dicono ok, non provate queste situazioni a casa, queste posizioni a casa. 40 secondi in meno, ho 2 pedoni in più, però sono 2 pedoni molto brutti, e di questi magari la spinta in H4 mi dà senz'altro un po' di gioco.
Bisogna comunque riorganizzare al meglio i miei pezzi, quindi donna di 6, lascio libera la torre di spostarsi sulla traversa 8, e è chiaro che qualcosa devo pur dare, e a questo punto direi F5 per provare a chiudere la posizione. Se lui mi chiude sono soddisfatto, 2 cavalli in gioco, infatti lui giustamente non mi chiude, e quindi questa qui sarà la posizione che abbiamo di fronte. Direi E5. E5 mi sembra interessante. Dopo il cambio porto la torre in gioco, lui ha l'alfiere, io il cavallo. In teoria la posizione si sta aprendo, il suo alfiere è sicuramente più forte. Ok, lui si limita a mangiare pedoni e allora io mi limito a chiudere la posizione. Questo scacco ammetto che l'ho sottovalutato. Prima nella variante precedente l'avevo visto, però qui adesso l'ho un po' sottovalutato. Adesso si gioca il tutto per tutto contro il suo arrocco. I miei pezzi si stanno coordinando contro l'arrocco. Lui avrà senz'altro delle minacce di matto, magari con donna H3. E la mia idea potrebbe essere 3, la mia idea potrebbe essere donna F6, perché anche donna F6 triplica l'attacco su F2 e quindi lo costringe a portare un pezzo in difesa. Se i suoi pezzi vanno indietro, io sono più che soddisfatto della posizione raggiunta. Alfiere H3, mossa giocata. Alfiere H3 ammetto che è un'ottima mossa, e forse vuole fare donna per F5. Vediamo un po' se possiamo complicarlo un po'. Intanto spostiamo il re, così ci togliamo da fastidiosi scacchi. Ok, questa la consideravo. Vediamo, E3 per complicare il mio pedone libero. Se mi cattura donna per G3 è forte. Non l'ha fatta, va bene. Pedone per re G2 molto interessante da parte sua. Sta giocando veramente bene. Re G2 è interessante da parte sua, però non è poi così vincente. E Re G2 ha l'idea di portare la torre in gioco. 25 secondi contro 57, cerco di accelerare anch'io un po'. E dopo F3 in realtà non saprei molto che fare. Ok, lui non la gioca, qui gioca per i vari temi di matto che si sono creati, e quindi dovrei fare una mossa come Re G8 che gioco con pre-move. Su torre F7 magari cercherò un qualche perpetuo. Comunque la cattura in E3 è nell'aria. Va bene, lui mi dà scacco, mi sposto, scacco, mi sposto. Se vuoi fare il perpetuo per me va benissimo. Ok, adesso cerchiamo di dargli un perpetuo, soprattutto perché ho poco tempo. Invece no, è caduto nel tema di matto. Peccato per lui. Ok, allora l'apertura che ho giocato è sicuramente una di quelle posizioni simpatiche da giocare, da affrontare, però c'è tanta comprensione del gioco. E come vedete poi anche nella parte finale c'è stata un po' di difficoltà, e in realtà la posizione che ho ottenuto è realmente persa, però stiamo giocando una partita a 3 minuti, quindi dove la tattica diventa fondamentale. Spero che questo breve video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a seguire gli account social di Matto Scacco e quello dei vari commentatori. Appuntamento alla prossima! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!